dagli oli agli asparagi, dalle patate ai formaggi, i nostri radicchi, piuttosto che le nostre ciliegie o i nostri fagioli e quant'altro. Ecco, quindi veramente il Veneto si presenta come un grande scrigno di bellezza e di bontà. Si conferma un successo il 7° Festival delle DOP del Veneto, la kermesse dedicata alle eccellenze dell'agroalimentare regionale promossa da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura. È un festival che va implementato, secondo me avendo soltanto non solo una valenza interna, ma ripeto anche turistica. Può diventare importante secondo me valorizzare sempre di più questo aspetto in maniera tale che qualcuno arrivi qua anche con la sola motivazione di visitare un festival come questo, almeno a quel turista che apprezza il buon cibo e non solo in termini di qualità ma anche di sicurezza alimentare, perché oggi come oggi un tema fondamentale è legato anche al mangiare bene non solo in termini di gusto ma anche di l'aspetto, come si può dire, legato alla salubrità del cibo. Questo è importante alla luce anche di ciò che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Grande soddisfazione perché all'interno di questi padiglioni abbiamo l'eccellenza agroalimentare del Veneto e grazie alla collaborazione con la Regione Veneto e Veneto Agricoltura un evento così importante delle nostre eccellenze. È una ripartenza proprio per le attività fieristiche del nostro comune. Presenti una trentina di consorzi di tutela dei prodotti alimentari a marchio DOP, IGP e STG. Tra i protagonisti anche i consorzi di tutela dei vini delle principali aree di produzione. Presenti per la prima volta tutti assieme anche i nuovi distretti del cibo veneti, realtà legate alla produzione biologica e tradizionale, da poco riconosciuti dalla Regione in forza di una legge nazionale. Veneto è l'eccellenza delle eccellenze perché è al top per quanto riguarda i marchi a denominazione europea, quindi DOP, IGP e STG. Ecco, ne abbiamo 36 DOP e IGP, ovvero denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. Le STG sono specialità tradizionali garantite e sono nazionali e quindi alcune sono anche qui nel Veneto, come la mozzarella e come la pizza.